cose sicure in realtà. La banca riferirà utili record, ovviamente i profitti, gli utili sono pura finzione, il CEO si arricchirà in tempi brevissimi e con il tempo la banca subirà delle perdite catastrofiche. Ancora una volta, se molte banche fanno la stessa cosa, si va a ipergonfiare la bolla. Questa ricetta ci aiuta a comprendere perché i banchieri odiano i mercati, perché i banchieri odiano il capitalismo, perché odiano qualsiasi cosa che sia anche solo simile a un mercato efficace. Quindi ecco un esercizio di riflessione. Se tu fossi CEO di una banca e volessi avere una crescita straordinariamente rapida, la prima cosa che dovresti fare per la ricetta della frode, un 5% l'anno, diciamo, un valore realistico, questo è quello che facevano le banche in Islanda, questo è quello che hanno fatto molte banche in Europa, nell'Europa continentale e anche negli Stati Uniti. Come lo fareste se foste onesti? Siete in un mercato competitivo. L'unico modo per poter crescere così rapidamente è far pagare molto meno, quindi un tasso di interesse molto più basso per i vostri mutui. Ma in un vero mercato che cosa farebbero i vostri concorrenti? Andrebbero a ridurre i prezzi anche loro. E quindi alla fine non avresti più la possibilità di concedere mutui e tutte le banche andrebbero a prestare a tassi di interesse più bassi. E quindi ecco la domanda. È un modo buono per fare soldi se voi foste la banca? No, è terribile per una banca. Quindi tutti i banchieri andrebbero a perdere ed è per questo che odiano i mercati ed è per questo che le banche sono i primi fautori di un capitalismo malato ed è il motivo per cui loro guidano in questo cammino verso un capitalismo perverso. E questo ci porta anche a una discussione del motivo per cui i cattivi mutui sono invece così indovinati per la frode bancaria. È possibile far pagare un prezzo molto più elevato, un tasso molto superiore a coloro che non sono in grado di ottenere mutui, perché non sono in grado di ripagarli. E ci sono milioni, decine di milioni di persone in questa condizione. Quindi potete crescere rapidamente, potete far pagare un tasso di interesse superiore se i vostri concorrenti fanno la stessa cosa. E in questo modo tutti ci hanno da guadagnare, perché andiamo a gonfiare ulteriormente la bolla e i cattivi prestiti vengono semplicemente rifinanziati, nascondendo le perdite per molti anni a venire. Quindi l'amministratore delegato della banca non si assume nessun rischio, è tutto un fatto certo. Ed ecco la domanda chiave. Quanti di voi siete banchieri? Non molti, mi viene da indovinare. Quanto cervello ci vuole per concedere un prestito cattivo? Beh, credo che saremmo tutti in grado di farlo. Quindi tutti i banchieri o bancari mediocri non hanno modo di fare soldi con una concorrenza onesta, però hanno una ricetta sicura se sono invece disposti a seguire la ricetta fraudolenta. Adesso cito una persona, un economista, che era a capo
investigazione centrale della crisi causata dai risparmi e prestiti. E ha chiamato questa dinamica di cui vi ho appena parlato l'incentivo perverso massimo. Quindi ecco cosa ha detto. Gli abusi contabili hanno fornito il massimo incentivo perverso. Era conveniente cercare dei cattivi mutui perché solamente quelli che non avevano intenzione di ripagarli potevano essere disposti a offrire delle remunerazioni, degli interessi elevati sul mutuo necessari per garantire le migliori condizioni di saccheggio. Era quindi razionale per gli operatori, cioè i CEO, gli amministratori delegati, spingere le proprie banche sempre più giù nell'insolvenza man mano che rubavano soldi alle banche stesse. Ecco il pazzo mondo su cui si costruisce l'economia teoclassica, dove il modo migliore, il modo più sicuro di arricchirsi in quanto amministratore delegato di una banca consiste nel concedere i peggiori prestiti immaginabili. E per poterlo fare devono affrontare il processo di sottoscrizione. La sottoscrizione è quello che fa una banca onesta per assicurarsi di poter poi essere ripagata, ma se volete concedere dei prestiti cattivi dovete innanzitutto sbarazzarvi della sottoscrizione e quindi questo è l'elemento chiave. Se vi sbarazzate della sottoscrizione, abbiamo già detto che non siete banchieri. Quindi immaginatevi tutti voi che gestite delle banche in modo competente ed onesto e fate della sottoscrizione e potete dire elevato rischio, basso rischio, individuare i vari tipi di prestatari. Per quelli a basso rischio fate pagare un 10%, per quelli ad alto rischio invece fate pagare il 20%. Io gestisco invece una banca incompetente e non sono in grado di valutare il rischio. Quindi faccio pagare a tutti il 15%. Quali prestatari verranno da me? Solo quelli peggiori. Nessun prestatario buono verrà da me perché potrà prendere a prestito nella vostra banca al 10%. Quindi qui non siamo esposti a un rischio tradizionale. Nell'economia noi parliamo di selezione avversa in questi casi, il che significa che una banca che concede prestiti o mutui in questo modo deve perdere moltissime somme di denaro. Nessun bancario onesto potrebbe agire in questo modo. E le banche che eseguono queste frodi creano anche un contesto criminogeno in se stesse per reclutare degli alleati nella loro frode. Per esempio, le persone che valutano gli immobili. Se non gonfiano il valore, le banche disoneste non li utilizzeranno, ricorreranno ad altri. È necessario corrompere tutte le persone che valutano gli immobili? No, basta un 5% della professione. Potranno quindi fare business semplicemente con questi valutatori corrotti. E questa è la dinamica dell'aggressione, il che significa che
chi froda prospera e che la cattiva etica scaccia dal mercato la buona etica. Cosa dirà adesso a proposito della remunerazione? In America le più grandi aziende, le prime 100, hanno creato un gruppo per fare lobbying e questo si chiama Business Roundtable, la tavola rotonda del business. E avrete sentito parlare anche della frode di Enron all'inizio degli anni 2000. Diciamo che si sono un po' imbarazzati con questi eventi e quindi hanno nominato una task force perché approfondisse la frode e hanno messo un loro CEO, amministratore delegato, a capo di questa task force. Gli è stato poi chiesto da Business Week perché ci sono tutte queste frodi e questa è la risposta che ha fornito. Non limitatevi a dire se raggiungi questa cifra di entrate il tuo bonus sarà tot, perché questo costituisce un incentivo irresistibile. Se agitate una sufficiente somma di denaro davanti agli occhi delle persone, anche i più buoni faranno cose cattive. E questo l'ha detto Franklin Rains, il direttore di Fannie Mae, che adesso è insolvente di circa 500 miliardi di dollari. Come sapeva Rains di questi incentivi perversi? Perché li aveva utilizzati da Fannie Mae per produrre le frodi con cui si era arricchito. E che dire a proposito dell'Irlanda? Questa è una relazione di un banchiere scandinavo che era stato ingaggiato per effettuare un'indagine, non una vera indagine ovviamente. Ha riferito gli obiettivi dei bonus che dovevano essere stimolanti tramite la ricerca di buone, solide politiche e di una prudente suddivisione del rischio, sono stati raggiunti facilmente tramite prestiti in massa al settore immobiliare. Ora, forse è necessario spiegarlo, non perché sia scritto in inglese, ma perché è stato scritto intenzionalmente per non essere compreso. Allora, vediamo che cosa dice. Gli amministratori delegati delle banche definiscono un obiettivo di reddito immenso, un obiettivo di entrate che sia 3 volte quello attuale. Com'è possibile triplicare le entrate in modo sicuro? Wow, se qualcuno fosse veramente in grado di farlo in modo sicuro, saremmo molto felici di pagargli degli stipendi da favola, vero? Ma che cosa dice? Non è necessario di fare tutto ciò in modo sicuro e non è difficile farlo se vi limitate a seguire la frode, la ricetta, la formula della frode. È sicuro, è una garanzia, ce la farete facilmente. Cosa c'è che non va allora con questa frase? Dice che gli obiettivi erano intenzionalmente difficili da raggiungere e l'intenzione era quella di raggiungere questi obiettivi tramite prestiti prudenti. Ma davvero il direttore generale di una banca sta decidendo quanti soldi intende fare? Pensate davvero che volesse stabilire un obiettivo così difficile oppure un obiettivo che fosse più facile da raggiungere per potersi arricchire di più? Quindi concludo con questo. Abbiamo bisogno di una sorta di guardia costiera per le banche. Non possiamo più consentire ai dirigenti bancari di abbandonare il posto di comando dopo aver fatto incagliare le loro banche e aver causato tutta questa distruzione.
La carriera del capitano della nave da crociera è forse finita, ma gli amministratori delegati delle grandi banche che hanno distrutto l'economia mondiale sono ancora ricchi, potenti e famosi proprio perché hanno rubato. Sono stati salvati. Loro non se ne sono andati in una scialuppa di salvataggio nel buio, nella notte più buia. No, loro se ne sono andati sullo yacht. Nello yacht che gli sta pagando il governo. E non c'è stato nessun funzionario in nessun luogo al mondo che abbia ingiunto a questi amministratori delegati di banche che avevano abbandonato le loro imbarcazioni